È la prima volta che viaggio in ferrovia, Ma parola d'onore, in ferrovia via Spinara a scampare 60.000 uomini. Ma figuravi che fa esperienza in 3 stazioni di ferrovia, e era lì con imbunata d'orecchie, invita la mamparaia e dice dove entrate voi? E dico dove vado? Dico entrisco la stazione. E dice non lo sapete che non si può entrare nella stazione se non avete il biglietto di entrata? E dico prima leva, dico dove si cotto? Allora che l'hanno dice, vedete voi là l'apparecchio automatico? Un po' una guardaroba PDI ad a dico già che la che bene andate là, ci ficcate 4 soldi nella filura, girate la manivella e viene il biglietto, a dico grazie a vabbere là, hai fic 4 soldi in 3 filire, giro la manivella e nassi tanta invece di miliata ma paesoni, 32 kg. Poi stavo da che lei dice, ma guardi che il parecchio automatico si è sbagliato, mi ha pisato, invece dice, ma vi siete sbagliato voi, andate dal parecchio che c'è da mondo, a dico grazie. A torna dal parecchio che è da mondo, hai fic torna 4 soldi da, giro la manivella, e stavolta gli è sortito fuori una ciculota. Ma dico, ma che mi sbaglia sempre? A dico, scusi, mi ciculoti per il viaggio. A guardare che lanciamo dice, e il biglietto? A dico che il ciocco. Che là la deslipa la mangia. Ma dico, ma lei mi ha mangiato il biglietto? A dice, ma dove volete andare voi? Ma dico, se vengo alla stazione perché volisco prendere il treno, volisco andare a Torino. Dice, allora se volete andare a Torino ci vuole il biglietto di viaggio e non di entrata. Vedete voi quel partuzzo con quel gabbiotto con quel uomo di dietro? Dico, già calù. Ebbene andate là che vi daranno il biglietto. Mi va bene lona, sì che a testa ante il partese, ma se il partese era troppo assai, che la testa ne entrava neanche. Allora con la signora che gli era da dampa e se mi piace, ma destaccami impegnatura nella testa, ma fammi la sorte. Poi ma chiamami, cosa volete? Dico, volisco un biglietto per Torino, va che fa sapere. Che là dice che classe, quel che costa pipò. Passando dal piatto, mi lo fica in saccoccia, fa spaventare in stazione, che là torna il biglietto, dico ma callo fuori il biglietto, mi lo tiri fuori, che là, crap, con impari a dai la mangiamo un mese. Io dico, ma che possa il piacere, ma se mi mangia un mese in giatto, che va a cateslo, un attimo il me. Anzi, a stazione, anzi, col treno, ma figuravi, chiamavo treno omnibus, ma mi lo chiamava treno cariola, ma un treno che ogni 5 minuti deve fare. Ma io non ancora a mettere a stro, proprio in straffare, pianti da una porta, pianti dall'altra, che di tanti momenti il treno si è fermosi. Noi altri, tutti da sportella a me, macchinista, cosa che c'è? Macchinista, cosa che c'è? E il macchinista il cria, dice, c'è una vacca sul binario. Nassi, dante la vacca. Sì, ma che laggiù abbiamo taparato con dei bastoni, con dei perpiastri e la vacca giù dal rivasto, poi torna a fame monta insieme, torna da altra partenza, dopo 10 minuti torna, e il treno si torna fermosi. Io torno da sportella a me, ma macchinista, cosa che c'è? E il macchinista il crio, una vacca sul binario, ma di che un'altra vacca? Dice no, è sempre la medesima, alle corretta un po' più davanti, io il caffè, che roba, basta là, io piatti in treno che andava più piano che gli occhi, ma mi l'altra volta, a un ferrovia più binag, a viaggia per e più meglio.